come sapete, stiamo parlando di questa emergenza rifiuti al rione Salinella. Abbiamo ascoltato la voce dei cittadini e degli amministratori di condominio su queste montagne di rifiuti raccolte e, secondo i cittadini, della indisponibilità delle pattumelle. Ascoltiamo invece la replica di Chimambiente. Diamo il benvenuto al presidente Giampiero Mancarelli. Buongiorno presidente. Salve, buongiorno a tutti. Insomma, precisiamo immediatamente che si tratta di... Partito in quarta il presidente. Sì, non manco fatto la domanda. Destituite di fondamento, ti ascoltavo già. Ok. Quindi destituite di fondamento, non è vero? Sì, assolutamente. Ieri sono state consegnate altre 12 pattumelle. Via Golfo di Taranto, il nostro CCR è sempre aperto la mattina dalle 9 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16 alle 18. È ovvio che la presenza degli utenti è diminuita tendenzialmente perché abbiamo coperto quasi l'80% degli utenti di quella zona e in realtà mi preme sottolineare sempre invece la maggioranza silenziosa che c'è e che ci sta dando numeri importanti, perché abbiamo superato abbondantemente il 30% di raccolta differenziata in quelle zone, stiamo al 75%. Però mi aiuti a capire, presidente, c'è una percentuale significativa insomma di raccolta differenziata, però ecco, quei cumuli di rifiuti li abbiamo visti. Assolutamente sì, purtroppo io lo dico senza tentennamenti, serve un'azione forte, decisa e determinata di repressione, perché come si può vedere agevolmente lì ci sono accatastamenti di rifiuti indifferenziati che sono un danno per la collettività, anche perché noi dobbiamo disporre di squadre suppletive che quindi hanno un costo di quasi 1.000 euro a giorno e che tutta la cittadinanza paga, e quindi tutti gli utenti civili pagano per colpa di una piccola minoranza, e non si può proseguire. Nelle altre realtà del Mezzogiorno d'Italia le cose sono state identiche, l'avvio è stato sempre critico, ma c'è stato sempre un'azione dirompente da parte delle forze di polizia affinché si potesse eliminare queste criticità. E a Taranto che cosa manca, perché insomma di azioni repressive ne parliamo da tempo, però in realtà oggettivamente non le abbiamo viste, presidente. A chi spetta il compito di far rispettare queste norme sulla raccolta differenziata? Io so quello che spetta a noi. Quello che spetta a noi è quello di adempiere al contratto di servizio. Poi oggi un po' è diventato il cabaret, insomma coloro i quali hanno approvato in consiglio comunale il contratto di servizio, sono coloro i quali che adesso criticano l'applicazione di questo contratto di servizio. Insomma, bisognerebbe essere più seri e soprattutto la campagna elettorale dovrebbe far emergere parole di verità, che vuol dire che coloro i quali sono incivili e non vogliono adempiere a un obbligo di legge devono essere sanzionati, perché ci sono anche i reati di carattere rilevante dal punto di vista penale che vanno attribuiti a coloro i quali hanno un comportamento di questo tipo. Presidente, però così, giusto per provocarla un altro po', non che ne abbia bisogno, presidente. Grazie. Si figuri. Però davvero, perché anche gli amministratori di condominio dovrebbero dire che scaricare la colpa inventandosi che le pattumelle gli hanno detto che sono finite? Può esserci stata una giornata in cui magari qualcosa e qualcuno ha colto l'occasione per non tornarci più. Che ne so, ipotizzo. Questo non lo escludo, ma questo non giustifica assolutamente dei comportamenti di cumuli che, come avete agevolmente anche voi verificato, sono di una presenza importante. Altro che una pattumella non riesco a prelevarla o quant'altro, non è proprio così, perché in realtà poi troviamo che ci sono delle buste invece proprio di Chimambiente, quelle che noi diamo in dotazione, che invece sono piene di indifferenziato. Quindi delle due l'una, o si è puntuali nell'adempimento di quanto prescritto dal contratto di servizio, e quindi i cittadini si adoperano in questo senso. Ci possono essere dei disservizi momentanei di cui chiediamo scusa, ma in realtà la presenza di quei cumuli in quel modo là è ingiustificato e non può trovare accoglimento qualsiasi critica di questo tipo. Della serie ci può essere stato chi ha ritirato le buste gratuitamente ma non le pattumelle. È incredibile, no? È qualcosa di incredibile, e in realtà succede, e soprattutto noi ancora stiamo riscontrando, rispetto a quello che è stato avanzato, delle mail o comunque delle doglianze da parte di alcuni
diciamo, Cittadini, amministratori di residenti. condominio, Sì. sì, ma anche i cittadini, ma noi non riscontriamo questo. In realtà il tema vero è che qualcuno liscia il pelo a questi incivili e vuole far passare una inciviltà diffusa di questo piccolo sparuto numero di persone in disservizio di Chima Ambiente. E questo per il bene che voglia l'azienda e soprattutto per quanto i nostri dipendenti si stanno adoperando, perché il porta a porta a casa, quindi noi veniamo sotto casa a prendere la immondizia, rappresenta uno sforzo dal punto di vista amministrativo, contabile, economico e diciamo di servizi importante. Chima Ambiente non sta saltando mai il giorno di prelievo, perché tanti e tanti ci scrivono che in realtà si stanno trovando molto bene. E allora, insomma, vedremo a questo punto chi vincerà, insomma, chi in questo scontro tra chi non vuole cambiare e chi invece pretende che il cambiamento arrivi in fretta. Grazie intanto al presidente Giampiero Mancarelli di Chima Ambiente per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro, presidente. Grazie a voi, salve.